adeguare le Rieccoci a Primo Sider Pares, appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni volta ci autopubblicizziamo ovviamente, il titolo della trasmissione la vedete, il trasporto pubblico sia su rotaia sia su strada è in difficoltà, ne stiamo parlando con il vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, che la ringrazio ovviamente di essere intervenuta nella mia trasmissione. Senta, prima di continuare in tutte queste opere, che sono opere importanti e costose, anche il Presidente della Regione lo ha detto, c'è il rischio, il pericolo delle infiltrazioni mafiose. Sotto questo punto di vista come sta vivendo questo pericolo annunciato anche dal suo Presidente? Allora, è ovvio che noi adesso non abbiamo cantieri diretti, ne abbiamo pochi. Noi di fatto gestiamo più che altro partite nazionali, però siamo sempre stati a disposizione, abbiamo sempre lavorato al fianco delle prefetture, ma c'è sempre stata anche ampia disponibilità da parte delle associazioni di categoria perché il livello e l'attenzione fosse massima sul fronte del pericolo delle infiltrazioni mafiose. Sappiamo che adesso anche con tutta la partita delle Olimpiadi è una partita delicata dove l'attenzione è massima. E quindi controllerete, avete ovviamente avvisato a domande precise ai vari sindaci che sono voluti tornare in questa trasmissione. Sì, ma c'è un monitoraggio da parte degli organi competenti. Sì, vabbè, dal trasporto sulle rotaie andiamo su quello su strada, che anche qui la situazione non è la migliore, vengono i sindaci, ovviamente non trovano autisti, molti hanno autobus obsoleti, ci sono problemi che vengono soppressi dalle corse perché ci sono meno viaggiatori rispetto a una volta dopo il Covid, insomma un bel caos anche sotto questo. E tutti dicono la Regione dovrebbe aiutarci di più e finanziarci di più. Lei cosa dice in merito a questo? Allora, che tutte le città sono più o meno... No, nel senso, la situazione in Veneto è più o meno uguale dappertutto. Prima le avevo iniziato un discorso che poi gliel'ho abbandonato dicendole che io negli anni ho soppresso diversi treni. Perché? Perché abbiamo fatto una razionalizzazione su quello che era il servizio ferroviario, dove treni che potevano portare 150, 200, 250 persone si muovevano con un'utenza di 3, 5, 10, 15, 20 persone. Quindi io che cosa ho fatto? Facendo anche un lavoro con gli enti locali e i comitati dei pendolari, quei treni li abbiamo soppressi a favore, sostituiti magari con degli autobus, a favore di una reintroduzione di quei chilometri nelle fasce orarie pendolari oppure in fasce che comunque erano sguarnite, ma dove in accordo con i pendolari si segnalava che ci sarebbe stata domanda, e questo l'ho fatto di fatto su tutto il Veneto. Il discorso perché la delega sul trasporto ferroviario è in capo alla Regione. Anni fa è stata fatta la scelta, il trasporto su gomma e su acqua è stato di fatto delegato in un'ottica di autonomia territoriale alle province, e quindi il trasporto pubblico su gomma viene gestito dalle province. Di fatto la Regione prende le risorse dal Fondo Nazionale Trasporti e le gira alle province per eseguire il servizio. Stiamo lavorando ad una revisione della legge 25 del 98 perché io ritengo, ma anche d'accordo con gli enti di governo, con le province, le città capoluogo, ma anche con le aziende di trasporto, che la Regione non può essere fuori da questa partita, perché io sul trasporto su gomma non ho voce in capitolo su nulla. Io ricevo anche su quello le lamentele dei cittadini, dove magari parlano di corse cancellate, di corse non adeguate, di un servizio non all'altezza, ma io non posso far altro che segnalare all'ente di governo, perché è l'ente di governo che ha in mano la programmazione dei servizi. E lei l'ha segnalato questo? Sì, beh, io segnalo sempre, e loro sempre cosa tutto. Allora,
io vorrei, non tanto cosa hanno risposto loro, io vorrei fare, tenete presente che nel post pandemia la mobilità si è completamente stravolta. Sul trasporto pubblico su gomma comunque abbiamo ancora un deficit di passeggeri che quindi porta a minori introiti, abbiamo il problema degli autisti, perché abbiamo il problema degli autisti. Lo scorso anno, ovviamente diceva Gino Colella che lei conoscerà, sì. A fronte del problema, lui partendo dice, tra i problemi che dobbiamo affrontare c'è anche quello dell'importante calo dei ricavi del traffico. Certo. Lo scorso anno abbiamo perso il 33% rispetto al 2019, il motivo sono cambiate le abitudini e quindi abbiamo assistito a una fisiologica riduzione dei passeggeri. Poi ha detto, per non parlare, faccio un esempio molto carino, per non parlare di chi prende bus e tram e non paga il biglietto, il titolo di viaggio. E ci fa un esempio, leggo l'esempio che lo riporto. Settimana scorsa abbiamo fatto un esperimento e durante i controlli abbiamo detto a chi era senza biglietto che avevano la possibilità di pagarlo subito invece di prendere la multa. Ebbene, la quasi totalità ha preferito scendere e farsela a piedi. Questa è mancanza che è un po' di etica e di cultura, presumo io, però la gente oggi ha questo problema. Allora, su Padova c'è una situazione un po' particolare rispetto alle altre province, perché c'è un contratto comunque di servizio, una gara che è stata espletata e un contratto che è stato praticamente firmato in piena pandemia, quindi diciamo che le condizioni molto probabilmente di offerta del servizio erano diverse rispetto a quelle che ci siamo trovati dopo. Io detengo il contratto con Trenitalia e con Sistemi Territoriali per quanto riguarda il ferro e anch'io come regione direttamente ho avuto un calo di passeggeri e c'è comunque un deficit. Di fatto che cosa dovrò andare a fare? Dovrò riprendere, e i miei dirigenti stanno già lavorando, riprendere in mano il contratto che è stato firmato nel 2018 e rivedere il piano economico finanziario. Cioè c'è stato il Covid che ha ridotto i passeggeri sia sul ferro sia su strada, ma non può essere anche un periodo, perché se oggi diciamo il pensiero per il caro vita è che c'è bisogno di un trasporto pubblico, la gente va via in bicicletta, usa altri mezzi, la macchina magari cercherà di usarla nel futuro, presumo un po' meno, non meno del tutto, un po' meno, e quindi il trasporto pubblico, se fatto bene, diventa essenziale per una regione che vuole guardare il futuro con ottimismo. Sì, dopo noi siamo un po' poco, ci vuole anche tanta cultura e tanta sensibilizzazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale, perché poi io mi trovo in ambienti dove mi trovo magari con un'associazione di categoria, faccio riunioni con gli imprenditori dove c'è un ordine del giorno, mi vogliono parlare anche del trasporto pubblico locale, del potenziamento del trasporto pubblico locale. Le faccio un esempio così in battuta: io ho una platea di 50 persone davanti e gli dico: ma chi di voi usa il trasporto pubblico locale? Nessuno. E quindi perché ne parliamo? Cioè, io tante volte quando magari ho i sindaci che mi dicono ma potenzia la linea, avrà sì, i certo, propri cittadini che... No, ci mancherebbe altro, però dobbiamo partire dal presupposto che serve una sensibilizzazione. Poi uno può dire, ma se la linea funziona, se il servizio c'è, io lo uso. Certo, stiamo potenziando le linee, ma poi nel momento in cui si fa l'elettrificazione, arrivano i treni nuovi, si mettono le corse, c'è il servizio sostitutivo, non ci sono più ritardi, eliminiamo i passaggi a livello, poi scuse non ce ne sono più, teoricamente i treni anche di quelle linee che magari oggi stanno soffrendo non hanno più scuse. Poi comunque se hai una viabilità, perché io abito lungo la Rovigo-Verona, diciamo, non tanto lungo la linea ferroviaria ma lungo la Transpolesana, nel momento in cui tu hai comunque una viabilità che ti permette di raggiungere Verona o Rovigo velocemente e il treno non è sufficientemente competitivo, uno magari sceglie continuamente la macchina. Però bisognerebbe fare un ragionamento a livello territoriale dove poi ci può essere il bacino. La Rovigo-Chioggia, le faccio una per tutte, la Rovigo-Chioggia noi abbiamo dei treni che si muovono per una persona quando va bene. Cioè io pago 8,50 € a chilometro per tutti i chilometri che fanno i treni per trasportare una persona, ma obiettivamente il bacino di Chioggia, al di là delle scuole
che magari possono andare a Rovigo, ma sulla Rovigo-Chioggia io non ho un bacino di utenti interessato a quella linea. Infatti con RFI stiamo valutando di fare un approfondimento su una realizzazione di una linea ferroviaria che verrà realizzata negli anni, però di collegare Chioggia a Piove di Sacco e a Padova, perché il bacino su cui si muove Chioggia è di fatto Venezia o però siamo ritornati Padova. sul ferro, invece io parlavo ovviamente. Ecco sì, sul discorso della gomma di fatto i problemi si lamentano quando vengono qui, la regione dovrebbe darci un po' di più soldi, perché ovviamente allora guardi, sul discorso per me non è una questione solo di soldi. Allora io ho sempre dato disponibilità ed è per questo che voglio modificare la legge, perché voglio ritornare ad avere voce in capitolo e a poterci mettere la testa dentro, ok? Perché non, ma sempre per il principio che le ho detto prima, che non deve essere solo una distribuzione. Vede che viene con me, quindi i dirigenti le possono dare qualche sospetto che lavorino bene, insomma. In questo ragionamento che mi fa c'è anche questo, io posso interpretarlo così. Io parto dal presupposto che io non sono convinta che è solo una questione di soldi, perché le lamentele che ci sono in Veneto, perché allora se fosse una questione di soldi, la regione Lombardia che mette una marea di soldi nel trasporto pubblico locale, perché ne mette una marea, i trasporti dovrebbero funzionare alla grande. Invece se lei sente i pendolari della Lombardia è un disastro. Io ho partecipato a dei workshop sulla mobilità, perché poi mi piace anche andare in giro per le altre regioni, a Firenze qualche anno fa. Le lamentele dei pendolari che usano il trasporto pubblico locale in Toscana, una regione che comunque mette tanti soldi sul trasporto pubblico locale, sono le stesse lamentele che io sento in Veneto, pur con la regione Veneto che mette 0 euro di bilancio regionale sul trasporto su gomma. Noi mettiamo 15-20 milioni che non sono tanti, ma li mettiamo sul trasporto su ferro. Allora, io voglio modificare la legge regionale, che la regione torni attore del trasporto pubblico a 360 gradi, quindi non solo ferro ma anche su gomma. Poi l'acqua ovviamente è una particolarità di una specificità di Venezia, però per poter decidere insieme le politiche, per poter lavorare anche su un'integrazione ferro-gomma. E la volontà di tutti i sindaci condividono questo suo... Gli enti di governo sì, l'ho condivisa con tutti, la stiamo portando avanti. In Consiglio regionale è ormai da qualche anno che ho diverse richieste da tutte le forze politiche di tornare, perché il trasporto pubblico locale deve essere visto con una visione strategica unica. Io non posso avere delle linee dove ho l'autobus e il treno che viaggiano parallelamente alla stessa ora, dove entrambi sono mezzi vuoti. Allora io dico, però non posso... ognuno si guarda purtroppo come la città metropolitana, guarda il proprio orticello. La città metropolitana è un paese che è stato sindaco di un paese di 3.300 abitanti, se le vengono a chiedere, senta facciamo ci uniamo a un altro paese più importante, le storgerebbe il naso, Ma lo chiede a noi, abbiamo fatto il... No, magari in questo caso particolare lei... No, noi abbiamo fatto il referendum ed è stato bocciato alla grande, i cittadini non ne vogliono sentire parlare. Quindi hai capito, perché ognuno guarda il proprio ognuno guarda il proprio orto, ognuno guarda il proprio campanile e ognuno guarda ovviamente il proprio bacino di consenso. E ragiona a grandi... Infatti guardi, io tante volte mi trovo a dirgli al sindaco tante problematiche che abbiamo sul territorio, sulla mobilità. Magari il sindaco si trova a dover ragionare sui confini del proprio territorio, ma i problemi di mobilità sono molto più ampi. Però vede, ritornando e aprendo una parentesi perché non c'entra ragionamento, qui diventa l'autonomia di una persona. Il paesetto piccolo vuole autonomia, la regione vuole autonomia, la nazione dice beh, l'autonomia è meglio di no, ma se lei ragiona a grandi livelli come sta ragionando ora... No, ma ci sono delle partite dove devono essere però ragionate. La partita dice, lei della regione nel ragionamento che ha fatto ora, che condivido, è la regione che deve prendersi le redini in mano per il trasporto. Su ferro e infatti su glielo sto dicendo. Ha ragione. Allora, è stato fatto negli anni. No, Roma attenzione. può dire è lo Stato che deve prendersi, cioè invece il paesetto ognuno guarda la propria autonomia. Allora, è un altro ragionamento, ha capito il concetto. È stato fatto una prova, perché dopo prendiamola come una scelta che poi nello specifico è intervenuto anche la Del Rio, che ha di fatto depotenziato le province, la gestione del trasporto pubblico su gomma
in capo agli enti di governo non funziona, perché anche in pandemia io ho avuto le stesse, io ho stretto il rapporto. Ho cercato di fare un ragionamento col suo paese che tutti no, ma io le faccio un altro ragionamento, cioè il trasporto pubblico, al di là del fatto che se io guardo il trasporto pubblico a livello nazionale, il Veneto è un'eccellenza, pur non mettendo tanti soldi, ma proprio per quello a conferma del fatto che non è una questione di soldi, ma è una questione di un sistema e di una organizzazione che in Veneto siamo bravi. Ovvio che possiamo migliorare se aumentiamo le risorse, ma se dall'altra parte facciamo anche dei ragionamenti di efficienza del servizio, perché le ritorno a dove le ho detto prima, sui treni decido io, sugli autobus decidono le province, però tu ti trovi treno e autobus che viaggiano parallelamente, non può funzionare così. Allora bisogna ritornare ad avere una visione del trasporto pubblico locale che sia una visione a 360 gradi, dove i due servizi non si devono sovrapporre, ma devono integrarsi, perché basta semplicemente sfasare gli orari per poter implementare il servizio. Mentre ovviamente quello in una città, e le faccio un esempio per esempio a Padova. L'ente di governo e la delega della funzione del trasporto su gomma agli enti di governo è stata una forma di delegazione. Ho delegato un po' più di autonomia, ho delegato io, l'hanno fatto nel 98, agli enti di governo, che oggi diciamo non funziona, non può funzionare, dobbiamo ritornare non tanto ad una programmazione dei servizi, attenzione, perché altrimenti abbiamo chi si agita dei servizi in regione, perché io non ho la conoscenza del territorio, ma il fatto che comunque ci deve essere una pianificazione e una visione integrata su quello che è la visione della provincia e la visione della regione. Assolutamente. Tra tutte le province. E nel ragionamento del trasporto locale su autobus, per esempio a Padova e non solo, hanno soppresso ovviamente delle linee, delle corse, quando al pomeriggio non c'erano poche persone, e quindi ovviamente hanno cercato, per ridurre i costi, di far questo, perché ovviamente non hanno risorse. Ma lì è perché mancano comunque gli autisti. Allora io ho fatto fare un'indagine. Mancano gli autisti, e anche, come dicevo prima, c'è meno, come diceva lei, nel treno che va c'è solo un passeggero, anche qui molto probabilmente in determinate ore gli autobus sono se c'è vuoti. un passeggero c'era anche prima. Prima ce n'erano 2 passeggeri, ok? Cioè gli autobus dove ci sono pochi passeggeri, c'erano pochi passeggeri anche prima. È ovvio che se io devo recuperare autisti, recupero autisti togliendo quelle corse dove ci sono 2-3 passeggeri. Io ho fatto fare un'analisi alla Commissione Infrastrutture, dove ci sono dentro tutti gli assessori regionali, proprio la settimana scorsa si è tenuta, e ho fatto chiedere a tutti i colleghi assessori chi aveva il problema degli autisti, e il problema degli autisti è un problema prettamente del nord, dove di fatto con il problema della patente, il problema che comunque la patente costa è che solitamente chi si prende la patente deve sostenere il costo, le altre regioni intervenendo, le aziende o la regione o le aziende comunque intervengono con progetti di formazione per autisti, riescono ad assumere autisti e a dare risposta. In Veneto non si presenta nessuno. In Veneto addirittura siamo oltre, perché le aziende di trasporto hanno già fatto quella fase dove pagano anche la patente, ovviamente con il vincolo poi di rimanere 5 anni, però non trovano le persone. Nel riportarlo nel ragionamento delle infermiere che cercano infermiere, arrivano dal Brasile, arrivano infermiere per un periodo proprio per completare l'organico di molti ospedali. Per esempio a Venezia ci sono molte infermiere che arrivano anche qui, che arrivano dal Brasile. Ma mi dicono le aziende di trasporto, me lo dicono i presidenti e i direttori delle aziende di trasporto, mi dicono che fino a qualche anno fa, quando facevano i bandi, c'erano molte adesioni dal sud. Adesso dal sud non c'è più nessuno che partecipa. È stato il reddito di cittadinanza che verrà tolto. Insomma, Senta, invece per quanto riguarda il trasporto in Laguna, lei ha già detto che lì è un'altra partita. Una specificità in capo alla città metropolitana. Lì non una delega. Non segue, ovviamente è sempre una delega che è stata trasferita alla città ma anche quella metropolitana. Vorrebbe completare nel ragionamento che lei fa.
Allora, non è che la gestione del traffico su acqua può, diciamo che è più la gomma col ferro che si fanno un po' concorrenza, l'acqua non ha la concorrenza né della gomma né del ferro, però in un sistema di visione complessivo ovviamente può essere interessante avere una visione a 360 gradi anche con l'acqua, ma proprio nell'ottica dell'intermodalità. Però Venezia la considero sempre una Si lamentano questione. meno allora a Venezia sotto questo aspetto? No, si lamentano tanto. Si lamentano anche lì? Però... Perché si lamentano? Ma allora, le corse in tempo di pandemia ci sono state tante lamentele per le corse, perché sappiamo che comunque il servizio su acqua a Venezia era di fatto deviato il numero di servizi era legato ai tanti turisti che c'erano, tanti servizi. Ne usufruiscono i servizi, i turisti, c'è tanta domanda e quindi anche i residenti ovviamente hanno il servizio. Nel momento in cui i turisti sono venuti meno e sono la stragrande maggioranza di chi utilizza il trasporto su acqua a Venezia, ovviamente ACTV si è trovato nelle condizioni di dover tagliare il servizio, ma chi vive a Venezia, chi vive nelle isole, con un servizio che è stato notevolmente ridotto, si sono visti molto arrabbiati. Si sono visti, è stato un problema riuscire a compensare specialmente la linea che va dall'aeroporto a Murano, mi sembra sì, quella lì che è stata soppressa a un determinato orario. I cittadini di Murano erano molto arrabbiati perché venivano qui, erano molto arrabbiati. Però il servizio potenziato a Venezia è un servizio potenziato dovuto alla domanda legata ai turisti. Adesso i turisti sono tornati, perché i turisti sono tornati, quindi da quel punto di vista so che ci sono un po' di agitazioni con i sindacati, però sono rapporti tra i sindacati e l'azienda. Vado in pubblicità, poi rientro, parleremo delle grandi navi, delle infrastrutture per le grandi navi. Rimanete con noi a tra poco.